Martedì 11 aprile 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi. In primo piano GD Consulting, risarcimenti in arrivo. Vicina alla conclusione la vicenda dei 25 risparmiatori bellunesi truffati 16 anni fa. Ci sono 8 milioni da recuperare. La decisione del TAR del Lazio, nominato un commissario per costringere il Ministero dell'Economia a trovare i soldi. La battaglia dei risparmiatori bellunesi truffati dalla GD Consulting anche dopo 16 anni non si ferma. I 25 bellunesi, assistiti dall'avvocato bellunese Corrado Zasso, sono in guerra con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Da tempo ormai, con ricorsi e controricorsi al TAR, chiedono risarcimento di un totale di 8 milioni di euro tramite il Fondo Pubblico per le Vittime dei Reati Finanziari, costituito nel 2005, ma quel fondo non è mai stato attivato ed è giallo sui soldi. I bellunesi hanno ottenuto un commissario ad acta che cercherà quei soldi al Ministero dell'Economia e delle Finanze. È sotto inchiesta, l'USL sospende un dipendente, chiuse le indagini, il processo è vicino, si è incrinato il rapporto fiduciario. Finito nei guai per un reato che avrebbe commesso nell'ambito delle sue mansioni, il dipendente amministrativo dell'USL Dolomiti MDP, queste le sue iniziali, è stato sospeso in via cautelativa. L'azienda si è incrinato il rapporto fiduciario ed è prevalente la necessità di tutelare l'amministrazione e la sua immagine. Il procedimento penale che lo ha investito è ormai verso il processo, non trapela l'imputazione, ma tutto farebbe pensare a reati contro la pubblica amministrazione. Belluno, Rufus denuncia Prade e cimitero nel degrado. Lapidi a terra, degrado al cimitero di Prade, ha visto anche questo. A raccogliere le proteste di alcuni cittadini, l'ex consigliere comunale Fabio Bristotto Rufus. Una pista ciclabile da 5 milioni sospesa sul lago, sarà un percorso spettacolare, così il sindaco di Alpago Alberto Peterle annuncia il progetto dell'amministrazione comunale di una pista ciclabile che costeggia il lago di Santa Croce. Canale d'Agordo, dopo un secolo, scopre che il nonno aveva salvato la vita al suo capitano. A distanza di oltre un secolo dal teatro di guerra della Marmolada emerge un'altra storia di coraggio e di riconoscenza, quella di un alpino, Mansueto Fontanive, che salvò la vita al suo capitano Arturo Andreoletti, il quale, per ripagarlo, arrivò persino a prendersi cura della sua famiglia quando egli venne a mancare. La foto di copertina ci porta in Nevegal, seconde case su Nevegal, entrate per 650.000 euro. Le 1.400 seconde case portano alla cassa del comune di Belluno 650.000 euro di tasse. Il coordinamento e controllo del Nevegal chiede che quei soldi vengano investiti su quel territorio dove è in aumento il valore degli immobili. E sempre da Belluno, le donne in agricoltura, siamo sempre di più. Carolina Darold, 28 anni, è la nuova presidente provinciale di Donna Impresa, posizione che fu di Chiara Bortolas, che ora ne è referente nazionale. Presidente delle latterie di Tisoi e referente della sorbetteria Darold, è anche figlia d'arte. Suo padre fu presidente Coldiretti. In una intervista si racconta e spiega come stiamo crescendo sempre più le imprese rosa. In agricoltura dobbiamo fare squadra. Cortina, la staffetta verso Milano degli Azzurri Olimpici. Le Dolomiti si colorano di azzurro nella grande manifestazione che sottolinea la partecipazione di Cortina di una lunga maratona che arriverà d'estate a Milano per unire idealmente le due sedi dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Sport hockey, Cortina contro Genais, prova a riscattare il KO di gara 1 in Slovenia. Motori, io Denisa, 18 anni in sella alla mia Kawasaki, nella Superbike è ancora l'impresa. Alleghe Cortina, l'ex rivali, campioni d'Italia Under 15, ancora per quanto riguarda il mondo dell'hockey. Rigore parato e un gol nel supplementare, la squadra mista di hockey fra le due vallate ha battuto in finale gli altoatesini dell'Appiano. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi, in questo caso notizia in primo piano, riguarda le Olimpiadi Milano Cortina 2026, virata sull'area di Fiammes per il villaggio olimpico. Quando sembrava tutto deciso per campo, ecco la marcia indietro per evitare polemiche e ricorsi. Domani a Roma alla cabina di regia, l'ex sindaco Ghedina, un atto di saggezza. Il fenomeno boom montagna, sempre più soci per il CAI Veneto. I dati Istat 2022, il bellunese ha perso altri 925 abitanti. L'articolo a firma di Forzina, pagina 19. Il progetto apre un centro per curare uomini violenti.
L'approfondimento di Dallanese a pagina 20 e la foto di copertina riguarda il mondo dell'hockey, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Alleghe Cortina allo scudetto nell'uovo di Pasqua e spugna a piano ed è campione d'Italia Under 15. Le storie ci porta a Ponte nelle Alpi in questa edizione, lascia il negozio a un'amica, aiuterà gli anziani, 2 sogni realizzati e un'attività commerciale che continuerà a offrire i suoi servizi alla comunità. Emanuela Tormen, 39 anni, lascia il negozio di abbigliamento per bambini Calico all'amica Dorentina Canacu. Emanuela farà la OS per aiutare gli anziani e i disabili. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale e poi proseguiremo con i fatti prettamente veronesi. Siamo a pagina 2, la politica economica, nomine l'ultima lite, questo è il titolo. A piena pagina, Meloni non cede su Cingolani alla guida di Leonardo e Donnarumma a Enel. Il piano B per l'ex ministro è la presidenza con delega in una delle 2 società. I vertici delle grandi partecipate statali, poltrone da rinnovare, sono queste: Poste Italiane, presidente Maria Bianca Farina, ministero delegato Matteo De Fante, ma poi troviamo l'ENI, l'Enel, Leonardo e appunto Terna. La mossa del cavallo della Premier, manager blindati per lanciare il PNRR, le grandi aziende di Stato diventano il braccio armato di un esecutivo in difficoltà, così nasce una sorta di Consiglio dei Ministri privato competente e ricco di risorse. La salute dell'ex premier, si parla di Silvio Berlusconi a pagina 4, striscioni da nord a sud, il sostegno dei fan, zio Silvio ce la farà, 6° giorno in terapia intensiva, antibiotici e chemioterapia danno i risultati attesi. Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, è stato un grande presidente del Milan, siamo tutti in apprensione, spero che vada tutto bene. Ettore Fragale, fan di Berlusconi di Cosenza, sono venuto per zio Silvio con tutto quello che ha fatto il Bunga Bunga è un essere umano. E a pagina 5 invece notizie che riguardano l'Ucraina, Zelensky cambia i piani, i leaks dei servizi russi costringono Kiev a rinviare il contrattacco, finite le munizioni antiaeree, Putin dice no alla tregua pasquale. La difesa ucraina, S-300 e Buk di epoca sovietica potrebbero finire entro aprile. Zelensky, questa è la sua dichiarazione, lo Stato terrorista non prevarrà sull'unità di tutti coloro che apprezzano la libertà. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, le fughe di notizie sono interessanti, dare la colpa alla Russia è diventata una malattia comune. Altre tensioni internazionali, siamo a pagina 6, assedio a Taiwan, la Cina termina le grandi manovre sfoderando i caccia J-15. E andiamo avanti con pagina 7, fatti di cronaca, Io, la Madonna e il finto miracolo, 123.000 euro a una santona diabolica. Parla l'uomo che ha finanziato l'Aulus di Trevigiano, ma denuncerò solo se la Chiesa dirà che tutto è falso. L'intervista a firma di Grazia Longo la troverete in questa pagina. Siamo a pagina 8 invece adesso, cancro, la speranza del vaccino, l'annuncio dell'azienda Moderna, entro 5 anni le prime iniezioni con molecola di RNA messaggero, così salveremo milioni di vite, stessa tecnica anche per malattie cardiovascolari e autoimmuni. Pagina 9, la mamma, daremo giustizia ad Andrea, la LAV si oppone all'eliminazione dell'orso, l'appello della famiglia del runner ucciso in Val di Sole, siamo in provincia di Trento, gli animalisti annunciano ricorso contro l'ordinanza del presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, la fidanzata del ragazzo contro Selvaggia Lucarelli, banchettate sul dolore altrui. Chiedo a tutte le popolazioni che vivono nei territori di montagna e alle amministrazioni di far sentire la loro voce, di non abbandonarci e di non abbassare la guardia, perché io e tutta la mia famiglia lotteremo fino alla fine per rendere giustizia al mio Andrea. L'ho scritto in una lettera indirizzata alla comunità e alle autorità. Franca Ghirardini, la mamma di Andrea Papi, il 26enne runner aggredito e ucciso mercoledì scorso nei boschi di Caldes in Val di Sole in Trentino, ucciso appunto da un orso. Pagina 10, notizie che riguardano il Veneto, il futuro delle infrastrutture, quarta corsia e nuovi caselli, così Albertis vuole stoppare il polo autostradale di Zaia. Gli spagnoli della Brescia-Padova guardano oltre il 2026 puntando sulla sicurezza, ma la regione preme per subentrare nella gestione del tratto di A4 attraverso CAV. Sanità veneta, le USL devono rimborsare i pazienti costretti a rivolgersi alle strutture private. Baldini è già così, ma le persone non lo sanno, va dichiarato nelle ricette. La 5ª commissione valuta la proposta di legge. Il caso a Venezia, pagina 12, vendere un Klimt per il nuovo stadio, l'assessore rettifica una provocazione. Dopo l'ipotizzata cessione della Giuditta, Boraso spiega, era per dire che la città non molla sul bosco dello sport.
Continuiamo con le notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 16, il futuro delle terre alte, montagna sicura, boom di iscrizioni nelle sezioni CAI, più 670 nel bellunese. In tutto il Veneto la crescita si attesta ai 4.030 soci, frigo dopo la pandemia, l'escursionismo è esploso. C'è la consapevolezza che per non rischiare devi affidarti a persone esperte. E sempre in merito al futuro delle terre alte, siamo a pagina 17, cuochi e camerieri sono introvabili, gli appelli dei rifugi in vista dell'estate. La grossa difficoltà è trovare personale, sempre più richiesta la conoscenza delle lingue straniere, almeno dell'inglese. Pagina 18, appello dell'UNCEM, Parlamento Unito in un testo base per la montagna. Il presidente Bussone ricorda che il fermento è già alto, in pochi mesi 15 disegni di legge, l'interesse non manca. Bisogna arrivare a uno stanziamento statale annuale di almeno 1 miliardo di euro. Pagina 19, i dati dell'Istat, 3 paesi cancellati in un anno, persi 925 abitanti anche a valle. Soffre la montagna, ma calano pure Feltre, Borgo Valbelluna, Ponte nelle Alpi e Longarone. In provincia meno di 22.000 bambini e ragazzi e quasi 55.000 ultra 65enni. L'articolo a firma di Alessia Forzin. Immaginate di vedere cancellati con un colpo di spugna 3 comuni della provincia di Belluno, ad esempio Ospitale, Colle Santa Lucia e Cibiana. La somma degli abitanti dei 3 comuni fa 935. Bene, nel 2022 la provincia di Belluno di abitanti ne ha persi 925, un'emorragia senza fine data da un crollo delle nascite, meno 4,7% nel 2022 rispetto al 2021 e a un aumento spropositato dei decessi, cresciuto dal 2020 al 2022 dell'11,1%. Soffre la montagna, ma stanno andando in progressiva difficoltà anche le valli, come testimoniano gli ultimi dati pubblicati dall'Istat che fotografano la situazione al 1 gennaio 2023. 44 comuni su 61 della provincia di Belluno hanno perso abitanti. Al 1 gennaio 2023 i bellunesi sono scesi a 197.751. Troverete anche una tabella con tutti i dati comune per comune che rappresenta la popolazione in provincia di Belluno. Molti, come potete vedere, i pallini rossi e sono quelli che hanno avuto una perdita appunto anche nell'arco del 2022. Trento e Bolzano sono in crescita, Padrin offrono più opportunità e questa è la dichiarazione del presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin. Sostegno a famiglie e imprese, l'autonomia crea differenze abissali, i fondi di confine aiutano ma non bastano per colmare il gap. Pagina 20, articolo a firma di Paolo Dallanese, uomini violenti contro le donne, è previsto un centro per la loro cura. L'associazione Una Casa per l'Uomo formerà gli operatori, la Vicentina Ares gestirà sportello e percorso psicologico. La tragedia accade in monopattino a Caorle e muore una settimana dopo. Il bellunese Rodolfo Aldo Mussoi era stato ricoverato all'ospedale all'Angelo di Mestre. I funerali si svolgeranno domani a Porto Santa Margherita. L'iniziativa di Nicola Dal Piva, un premio in gelato per gli studenti con la media più alta e ancora stasera a Visome, viaggi in bici, Dal Magro spiega come fare. Pagina 21, sociale e comunità educative per minori, 4 strutture contro il disagio sorgeranno a Belluno e saranno realizzate da Coop, ospiteranno complessivamente 37 posti letto. Sanità, neurologia, l'USL numero 1 potenzia la convenzione con l'ospedale di Padova, azienda sanitaria, carenza del personale, in arrivo 4 medici. E sempre per quanto riguarda la sanità in provincia di Belluno, pronto soccorso, pre-triage con la TAC, opera in consegna. Passiamo a pagina 22, profumo di grigliate sulle rive del Piave, tutto esaurito al parco fluviale di Lambioi. Aperta la stagione, comitive di giovani e tante famiglie hanno trascorso la Pasquetta fra barbecue e partite al pallone. Il programma, il calendario degli eventi, silent walk e arte di strada animeranno la città, notizia che riguarda sempre il capoluogo bellunese. Continuiamo con pagina 21, Deborah scagiona al papà, gli ho dato io i soldi e mi sono stati restituiti, lui è tutto quello che ho. Graziano Migotto è stato condannato a 3 anni per il reato di peculato, mi ha fatto studiare e avere un lavoro per poter vivere con dignità. L'approfondimento a pagina 23. Passiamo a Feltre, Pasquetta lancia l'oggetto ritrovato, pieno di visitatori in centro storico, con Zada, felici per che la gente abbia risposto così bene, cerchiamo sempre di crescere e di migliorare l'offerta avviata alla stagione 2023. L'inaugurazione pizzeria da sport aperta in via Gaggia, al forno c'è Cecco. L'indagine bici rubate da GR Bike, si esamina il video.
Rimaniamo a Feltre, Mazzanesu lascia istituto comprensivo affidato al reggente. Dopo il periodo di malattia il dirigente si è dimesso, la gestione resta in capo al preside Mario Baldasso. Gemellaggi, giovani del rugby in trasferta a Bagnols e ancora l'avviso, ristoro a Sport in piazza, si cerca un gestore. Rimaniamo nel Feltrino, la ciclabile Busche Fener attende il progetto definitivo, fatta eseguire una simulazione idraulica per superare i paletti del piano alluvioni, Zanolla, procedura rallentata, entro l'anno terminerà la parte burocratica. Notizia anche da Santa Giustina, il cantiere di Rete Ferrovie Italiane in zona stazione è terminato, Vigne andrà divisa la pista dalla strada. A Santa Giustina mancano dei dettagli per aprire l'anello. Si correrà in mezzo ai colori, il 25 giugno ritorna la Color LAN, donatori di sangue e Proloco organizzano l'evento ad Alano di Piave. Con pagina 27 spostiamoci a Borgo Valbelluna, la minoranza a cavassi col centro diurno per anziani, le ex scuole Villa Polit indicate come spazi adeguati per la struttura, il consigliere di minoranza Dalmagro. Serve investire sul sociale, a Trichiana spazi ridotti per i medici. Preoccupa il caro della popolazione, 200 in meno in 4 anni. Limana, il comune cerca gestore per il centro estivo, all'elementare e all'asilo, Sedico alla comunità di Landris, formazione contro le droghe. E sempre da Sedico 2 posti di lavoro per operai specializzati. Per maggiori informazioni visitate il sito del comune di Sedico. Pagina 28, lascia il suo negozio per aiutare gli anziani, subentrerà l'amica che sogna il commercio, cambia titolare la rivendita di abiti per bimbi Calicò a Ponte nelle Alpi, Emanuela Tormen ha deciso di lavorare con nonni e disabili. Al Pago i consiglieri fanno rete guardando all'Europa e ancora Longarone, Medie e Gonzaga da demolire, gli asili vanno alle Lauro. Altra notizia da Longarone, informatore del Vajont, nuovo corso per i giovani. Per maggiori informazioni vajont60@gmail.com. Spostiamoci in Agordino con pagina 29, sosta a pagamento ampliata da Rabba, positivo il bilancio dei primi introiti. Il comune ha incassato 28.000 euro da metà gennaio e sindaco Grones, li investiremo in sicurezza stradale. Selva di Cadore, panda cappottata e 2 anziani feriti in via 4 novembre, come si può vedere da questo scatto dei vigili del fuoco. Voltago, oggi addio a Parissenti, amato professor al Follador, saranno in tanti, oggi alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Frassenè, a stringersi attorno ai familiari di Mauro Parissenti, l'amato professore di chimica del Follador scomparso a 78 anni. Pagina 30 Cortina, villaggio olimpico, c'è la virata su Fiammes, una serie di ragioni politiche alla base di una decisione che sembra già presa e che domani la cabina di regia dovrà ratificare, il tutto anche in ragione della volontà di evitare nuove perdite di tempo per polemiche e ricorsi. E sul calendario della regione Campo finisce tra le aree protette, l'iniziativa fa a pugni con la scelta di ospitare lì gli atleti nel 2026. Siamo a pagina 31, sempre dal Cadore, Alessio, l'uomo dei monti, 50 anni tra CAI e soccorso alpino. Tabacchi ha appena spento le 75 candeline, ma occupa ancora un ruolo chiave nei gruppi dopo essere stato capo dei vigili del fuoco di Pieve di Cadore. Ancora Cortina, stanchi e infreddoliti, 2 turisti inglesi pagano l'elicottero. A Auronzo arriva il giro, pronti pacchetti iniziative per il pre e il post tappa. Dalla rubrica Cultura e Società, animali che parlano, astrazioni che agiscono, non c'è realista più realista del visionario. L'attore e scrittore Luigi Locascio arriva a Padova per presentare il suo nuovo libro di racconti. Sono storielle per granchi e per scorpioni. Giorno e notte, riflettori puntati sull'ambiente montano, al Palafiere torna caccia, pesca e natura. Da venerdì a domenica la rassegna che approfondisce gli argomenti legati a fauna selvatica, flora e corsi d'acqua. Sport bellunese, Hockey Alps League, stasera alle 20.30, Afro c'è da rimettere subito in pari la finale contro lo Genais, è vietato fare errori. Il portiere dei Filippo ripercorre la gara 1 e fa il check agli sloveni, giocano bene e sono abili nella gestione della partita. Sabato scorso abbiamo preso 2 gol regalando dei dischi nel nostro terzo. E sempre per quanto riguarda l'hockey, in questo caso Under 15, l'Aleghe Cortina espugna a piano e trova lo scudetto nell'uovo di Pasqua. Una grande prova di carattere nella decisiva gara 3 di finale, gol decisivo annullato prima di quello dell'overtime. Cross country, internazionale d'Italia, già da Speccia ancora un exploit, ottimo bronzo all'isola d'Elba. L'atleta feltrina preceduta solo dalla svizzera Koller e dalla valdostana Berta, non all'altra bellunese Giorgia Marchette. Nella gara maschile Tabacchi chiude in 12° posto.
Pallavolo a 3 DRL inizia a prendere forma il prossimo organigramma, Gasperini nuovo scoutman. Volley under 19, ottava Litas di Bristoto nel torneo internazionale Memorial Cornacchia. Ancora dalla pallavolo, terza divisione donne, Trichiana batte il punto asta e si avvicina alla promozione. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Il tempo moderatamente variabile con cielo in prevalenza nuvoloso e molto nuvoloso, precipitazioni sulle Dolomiti, possibili deboli precipitazioni fino al primo mattino, poi generalmente assenti. Dal tardo pomeriggio sera saranno possibili precipitazioni da sparse e diffuse su zone montane e pedemontane. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.